L'inflazione cresce più delle retribuzioni, i salari in Italia sono diminuiti rispetto al 1990, il nostro paese è uno dei pochi, se non l'unico, con il segno meno. Si è parlato anche di questo in Camera di Commercio durante l'evento della CISAL, lo sviluppo sociale ed economico del Friuli Venezia Giulia, l'impegno verso il futuro. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen. Come si può provare a risolvere? Il potere d'acquisto è diminuito rispetto al 1990, abbiamo perso 30.000 giovani in ingresso all'interno del mercato nel corso degli ultimi 15 anni. C'è sicuramente un tema legato alla scelta di proseguire con la politica delle quote di immigrazione a livello nazionale e c'è la necessità di dare risposte attraverso la contrattazione di secondo livello a livello regionale. Sembrano tutti aspetti molto diversi e molto lontani l'uno dall'altro, invece sono aspetti profondamente legati rispetto a quelle che sono le necessità di sviluppo di un territorio che nel corso di questi ultimi mesi sicuramente ha visto una diminuzione sia della produzione che dell'export, ad esempio sull'industria, legata sicuramente a fattori internazionali, ma legata soprattutto a una competitività per la quale il lavoratore è centrale. Se crediamo di dover vincere una sfida è sul mondo del lavoro e sui lavoratori che vanno investite risorse e immaginate nuove politiche. Quello che l'amministrazione regionale fondamentalmente ha fatto in questi anni, garantendo che il diminuito potere d'acquisto venisse utilizzato a supporto delle donne e degli uomini, lavoratrici e lavoratori del nostro territorio, che in questa regione vivono e in questa regione scelgono di mettere al mondo dei figli.